Squalo bianco avvistato. Lo squalo bianco delle nostre acque. Squalo bianco, realtà o leggenda? Gli squali bianchi rappresentano una delle specie più iconiche e, allo stesso tempo, più incompresse del regno marino. Conosciuti per la loro potenza e imponenza, sono spesso descritti come predatori temibili, ma in realtà sono anche tra le creature più straordinarie dal punto di vista biologico e comportamentale. Negli ultimi anni, il cambiamento climatico e il riscaldamento delle acque marine stanno modificando le rotte migratorie di molte specie, tra cui proprio il grande squalo bianco, che sempre più spesso viene avvistato lungo le coste italiane. L'arrivo di questi animali nei nostri mari sta attirando l'interesse di biologi, subacquei e semplici appassionati, non solo per il carico emotivo che suscita l'idea della loro presenza, ma anche per la rarità di questi avvistamenti. In passato, osservare uno squalo bianco nel Mediterraneo era un evento eccezionale. Oggi, grazie a segnalazioni sempre più frequenti in regioni come la Campania, la Liguria, la Sicilia, la Puglia, la Calabria e la Sardegna, il fenomeno si sta lentamente normalizzando. Gli squali sono autentiche meraviglie dell'evoluzione. Il loro corpo slanciato e idrodinamico consente loro di nuotare con velocità e precisione per lunghi tratti, senza mai stancarsi. Dotati di un olfatto eccezionale, riescono a percepire tracce chimiche in acqua a distanza di chilometri, una capacità che li rende cacciatori perfetti, ma anche sentinelle sensibili dell'ambiente marino. Lo squalo bianco, Carcharodon carcharias, noto per la sua imponenza e il suo ruolo iconico nella cultura popolare, ha una storia affascinante e complessa nel Mediterraneo, con un legame particolare con le acque della Sardegna. Questa specie, appartenente alla famiglia dei lamnide, è presente nel Mar Mediterraneo da circa 3,2 milioni di anni, come testimoniato da resti fossili scoperti in varie località della regione. La sua presenza nel bacino mediterraneo è il risultato di un'evoluzione genetica distinta, che lo differenzia dagli esemplari dell'Atlantico, rendendolo più affine agli squali bianchi del Pacifico. Tuttavia, la sua popolazione è oggi drasticamente ridotta, tanto da essere classificata come critically endangered, in pericolo critico, dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura IUCN, a causa della pesca intensiva, della perdita di habitat e dell'inquinamento marino. In Sardegna, la presenza dello squalo bianco è documentata sin dal XIX secolo, sebbene gli avvistamenti siano sempre stati sporadici e spesso accompagnati da un alone di leggenda. Uno dei primi casi registrati risale al 1879, quando un esemplare fu avvistato a largo delle coste nord-occidentali dell'isola. Tuttavia, è a partire dalla metà del XX secolo che si iniziano a raccogliere dati più precisi. Tra le catture più celebri vi è quella del 1975 a Capotesta, dove un esemplare di circa 6,5 metri fu pescato accidentalmente da un'imbarcazione locale. Un altro episodio significativo avvenne nel 1971, sempre nella stessa zona, con un altro squalo bianco di dimensioni simili. Nel 1999, a Stintino, un pescatore catturò un esemplare di oltre 6 metri, un evento che fece scalpore e alimentò il mito dello squalo assassino nelle cronache locali. Nonostante non ci siano mai stati attacchi documentati all'uomo in Sardegna. Altri avvistamenti includono un episodio del 2009 al largo di Capo Altano, vicino a Porto Scuso, dove un subacqueo riportò di aver visto un grande squalo bianco a circa 20 metri di profondità, un'osservazione confermata da successive analisi fotografiche. Nel 1976, a Santa Caterina di Pittinuri, un esemplare fu trovato spiaggiato, mentre nel 1989 un altro fu avvistato nelle acque dell'isola di San Pietro. Questi eventi, pur rari, suggeriscono che la Sardegna, con le sue acque profonde e ricche di prede come tonni e foche monache, un tempo abbondanti, rappresenti un habitat potenziale per lo squalo bianco, soprattutto nelle zone a largo di Teulada e del Golfo di Cagliari. Nel Mediterraneo, lo squalo bianco è stato storicamente presente in tutte le sue subregioni, dalle coste spagnole a quelle del Nord Africa, fino al Mar Egeo.
La sua presenza è attestata da documenti antichi, come quelli di Aristotele, che lo descrisse nei suoi scritti naturalistici, e da resoconti di marinai del Medioevo. Un episodio particolarmente noto risale al 1908, quando un esemplare catturato al largo della Sicilia conteneva resti umani, probabilmente di una vittima di un naufragio o di un maremoto. Questo caso, riportato da riviste scientifiche dell'epoca, rimane uno dei pochi episodi di interazione letale documentata con l'uomo nel Mediterraneo, con un totale di soli 4 attacchi mortali attribuiti a questa specie negli ultimi 2 secoli. Le zone di maggiore concentrazione storica includono lo Stretto di Sicilia, considerato un corridoio migratorio e un'area di riproduzione, e le acque profonde a largo della Grecia e della Turchia. In tutta la storia documentata del Mediterraneo si contano 31 episodi di morso da parte di squalo bianco confermati. Di questi, solo 4 sono stati fatali. I numeri parlano chiaro, il rischio di un attacco è infinitesimale. La presenza degli squali nei nostri mari è un segnale importante dell'equilibrio ecologico del Mediterraneo. Questi animali, predatori all'apice della catena alimentare, svolgono un ruolo fondamentale nella salute degli ecosistemi marini. Tuttavia, oltre il 50% delle specie presenti nel Mediterraneo è oggi minacciato a causa della pesca intensiva, dell'inquinamento e della distruzione degli habitat. Progetti europei, come Life European Sharks, e iniziative nazionali stanno cercando di invertire questa tendenza, sensibilizzando l'opinione pubblica e formando i pescatori per ridurre le catture accidentali. Conoscere meglio questi animali, osservarli con rispetto e proteggerli significa anche tutelare la salute dei nostri mari. Gli squali non sono mostri, ma creature incredibili, dotate di straordinarie capacità e parte integrante della biodiversità marina. La loro crescente presenza nel Mediterraneo e lungo le coste italiane, compresa la Sardegna, non dovrebbe generare panico, ma curiosità e rispetto. È il momento di superare vecchi pregiudizi e abbracciare una visione più scientifica, responsabile e affascinata del mondo sommerso.